giorni in realtà sia buono, stanno comunque piovendo cartelle esattoriali. Ebbene sì, non solo si subisce un terremoto, non solo si subisce un'alluvione, non solo si è abbandonati dallo Stato che non riesce né a prevenire né a curare, ma ci si trova anche a dover pagare le tasse. Questa è la prima storia assurda della puntata di oggi, ce la facciamo raccontare proprio da Elisabetta, che dovrebbe essere in onda con noi. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, Elisabetta, ci racconti questa storia al di là dell'incredibile? Beh, la storia è presto detta, nel senso che nelle ultime settimane i comuni dell'Emilia terremotata e in parte anche alluvionata sono stati letteralmente invasi da migliaia di cartelle esattoriali destinate appunto ai residenti di questi comuni, i quali hanno molto spesso come oggetto la richiesta di importi non soltanto esigui ma anche abbastanza strani, così come ad esempio la richiesta di un pagamento parziale di un canone RAI piuttosto che sanzioni per il ritardato pagamento di IVA o di IRPEF. Ecco, si tratta veramente di cartelle esattoriali che stanno arrivando a pioggia un po' a tutti e che riguardano gli anni sostanzialmente dal 2009 fino al 2014, quindi un arco di tempo piuttosto ampio. Ecco, questa è la situazione, insomma, non solo cartelle esattoriali, ma ho sentito anche canone RAI, insomma, anche tasse, diciamo così, che non è che sono proprio pagatissime in tutta Italia. No, assolutamente. Poi tra l'altro il tutto si pone all'interno di un contesto in cui a quasi 3 anni dal terremoto, perché il 20 maggio ricorrerà l'anniversario della prima scossa, il 29 della seconda, in un contesto appunto in cui a 3 anni dal terremoto soltanto il 15% circa dei danni è stato pagato. Quindi in questi 3 anni i privati e gli imprenditori hanno dovuto sostanzialmente anticipare i denari per ricostruire case e aziende. In più hanno dovuto pagare tutte le imposte sospese ma poi ovviamente pretese, quindi ci sta che ci siano delle persone che non sono state in grado di rispettare tutte le scadenze fiscali. Ora, al netto del fatto che le imposte vanno ovviamente pagate, ci mancherebbe, però è anche vero che io credo che nei confronti di un'area così colpita e così abbandonata, diciamo, dallo Stato o da chi dovrebbe amministrarla, io credo che un occhio di riguardo per queste cose dovrebbe quantomeno esserci. Ecco, voi del comitato No Tax Area, come state reagendo a queste cartelle esattoriali? State per mettere in campo qualche iniziativa oppure sta prevalendo, diciamo, la rassegnazione? No, guardi, la rassegnazione non prevale, non prevarrà mai, almeno fino a quando, diciamo, cercheremo di combattere sul campo per i diritti dei cittadini. È ovvio che stiamo cercando di intraprendere delle iniziative anche a livello parlamentare, attraverso appunto delle interrogazioni che mirino a chiedere al governo, in particolar modo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quali ragioni ci siano state notifiche di migliaia di cartelle esattoriali e soprattutto la richiesta di sospensione di queste cartelle, anche perché oggettivamente da parte di molti cittadini non c'è la possibilità di poterle pagare. Ecco, questa è la situazione. Quindi, oltre alle interrogazioni parlamentari, ci sarà probabilmente bisogno di qualche prova di forza dal basso, anche se ovviamente le proporzioni sono assolutamente sbilanciate a favore dello Stato, perché con chi vi potete lamentare? Chi è il vostro interlocutore? Guardi, noi siamo in stato di emergenza, per cui in realtà il commissario straordinario per la ricostruzione è il presidente della regione. Poi è chiaro che a livello fiscale noi facciamo riferimento al Ministero delle Finanze per quello che riguarda comunque le imposte, tra virgolette, di carattere nazionale. Diciamo che trovare un interlocutore preciso non è sicuramente facile. È sicuramente vero che gli emiliani sono noti per essere un popolo che si è risollevato da solo, che tenta di risollevarsi da solo, e io temo che a Roma arrivi un messaggio forse un po' distorto circa la reale situazione che noi qui stiamo vivendo, che in realtà è di gravissimo disagio e difficoltà, ma la dignità del popolo emiliano purtroppo l'ha un po' penalizzato, io credo, in questa situazione. Ecco, sarebbe quindi, diciamo, auspicabile in realtà avere un atteggiamento più così assistenzialista da parte dei terremotati, più protestatario e meno intraprendente. È questa la conclusione a cui amaramente si giunge? Sì, amaramente, diciamo che a 3 anni dal terremoto può essere questa. Guardi, io ho fatto velocemente un parallelo un po'
Facebook tra i milanesi che sono scesi in piazza il giorno dopo gli atti vandalici che hanno distrutto la città e i terremotati emiliani, nel senso che così come i terremotati emiliani all'indomani del terremoto hanno messo mano al portafoglio per cercare di ricostruire la loro vita, deponendo fiducia in un contributo successivo che poi non è arrivato, così i milanesi io penso che purtroppo faranno la stessa fine, nel senso che hanno messo mano alle loro risorse per ripulire la città, o così faranno, ma poi non so fino a che punto riceveranno il giusto risarcimento. Ecco, per non lasciare che questa storia scivoli nell'antologia dei casi impossibili di cui è costellata la nostra cronaca, chi ci sta ascoltando dall'Emilia Romagna, ma non solo, come può approfondire questa storia, come può contattarvi? Ma guardi, noi siamo su Facebook, io sono Elisabetta Aldrovandi, quindi mi si trova su Facebook tranquillamente, e abbiamo anche il gruppo Facebook Stato di Calamità per l'Emilia terremotata e alluvionata, per cui chiunque vuole contattarci anche con un messaggio in privato può tranquillamente farlo. Chiunque sia stato destinatario di queste cartelle, voglia avere informazioni o approfondimenti, può tranquillamente contattarci. E mi lasci aggiungere anche chiunque, pur non essendo toccato in prima persona da quello che stiamo raccontando, comunque vuole esprimere una solidarietà che va al di là dei confini delle regioni e delle appartenenze. Grazie mille, Elisabetta. Grazie mille. Questa è la prima storia assurda del nostro pomeriggio, ma tra poco ve ne raccontiamo un'altra. Oggi, 5 maggio, ricorre anche il mortiversario di Bartali. 15 anni fa, scompare proprio nel 2000, noi lo omaggiamo con questi 2 minuti di musica che abbiamo appena sentito. Il tempo di collegarci tra poco con la nostra seconda storia. Vediamo se riusciamo a raccontarvi una seconda storia assurda che ha avuto luogo qualche settimana fa e che noi siamo così riusciti a venirne a conoscenza. Non vi voglio anticipare niente, ma vi dico solo che si basa su un fatto preciso. C'è una delle tante trasferte del segretario della Lega Matteo Salvini, c'è un giovane che semplicemente si fa quello che ormai è noto come selfie con Matteo Salvini, una dei miriadi di selfie, e poi pubblica questo selfie su Facebook. Che cosa succede? Viene inondato di insulti da destra e da mancina, e tra poco capiremo perché questo ragazzo che si è fatto un selfie con Matteo Salvini ha avuto questa sorte che è stata così, diciamo così, inusuale rispetto alla normalità di farsi un selfie con un politico di
una certa importanza pubblicarlo su Facebook e farsi al massimo 2 risate oppure condividere o meno. Lui ha avuto una vera e propria bacheca inondata di anche insulti molto 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 pesanti, addirittura c'era qualche minaccia. E secondo voi perché? Qual era quel qualcosa che rende l'ospite che stiamo per sentire diverso da tutti gli altri che hanno fatto un selfie con Salvini e non hanno avuto quel trattamento? Lo chiediamo a lui. Paolo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buonasera. Ecco Paolo, io stavo raccontando la tua storia, ma non ho detto cos'hai tu di diverso rispetto a tante persone che ogni giorno si fanno un selfie con Matteo Salvini e non succede niente. Come mai il tuo selfie invece ha suscitato così tante polemiche secondo te? È che ero andato al centro estetico e mi sono abbronzato un po'. Quanto ti sei abbronzato? Tanto, un po' troppo. Perché tu ti chiami Paolo, ma Paolo Diop, giusto? Sì, sono di origine senegalese. E sei di origine senegalese. Ci vuoi raccontare, diciamo in soggettiva, in prima persona, quella giornata? Allora, io sono sempre stato un fan di Matteo Salvini per le sue idee. E visto che c'era un appuntamento a Macerata, ho detto che non potevo mancare a questo appuntamento. E quindi sono andato lì per complimentarmi con lui ed è uscito questo selfie, molto che poi hanno ripreso vari giornali. Ma io sono andato lì in maniera molto tranquilla per esprimere la mia idea, la mia gratitudine a una persona che credo che stia lavorando molto bene. Però non credevo che questo selfie creasse tutta questa confusione, questo caos. Ecco, perché che cosa succede quando lo pubblichi? Credo che sia un po' esagerato. No, ma spiegaci bene che cosa è successo. Che praticamente i veri razzisti sono dall'altra parte. Paolo, spiegaci bene cosa è successo. Tu pubblichi il tuo bravo selfie, bello tranquillino, e che cosa succede sulla tua bacheca? Sulla mia bacheca iniziano 1000 mi piace, 1000 commenti, che addirittura Salvini dopo a quinta colonna ha riportato questa foto prendendomi come esempio di un normale cittadino che comunque, anche essendo straniero, era d'accordo con la sua idea che l'integrazione deve partire dal rispetto delle regole. Ci sono prima i doveri per un cittadino straniero, anche perché sei ospite in un paese e devi rispettare le regole di quel paese se vuoi viverci. Ecco, invece hai avuto anche molte critiche sul social network. Qual era, diciamo, il filo conduttore di questi messaggi verso di te? Ma il filo conduttore mi danno del traditore, che ho abbandonato la mia gente e che sono contro la mia gente. Invece non è assolutamente vero, perché anzi io tutelo la mia gente, perché Salvini dice una cosa chiarissima: non possiamo ospitare tutte le persone in Italia, e questo è normale. Se una 500 ha 4 posti, non ce ne possiamo mettere 6 persone all'interno. Quindi queste persone vanno aiutate a casa loro. E è una cosa chiara, cioè bellissima, perché lui non è che ti dice spariamo a tutti, uccidiamo a tutti, no, dice solamente aiutiamo queste persone a casa loro, così evitiamo tutti questi morti, perché a questi morti ne daremo conto adesso alla storia, perché adesso non ce ne rendiamo conto perché ci siamo in mezzo, certo. Ma tra 20 anni io sono sicuro che la storia, tra virgolette, ci processerà, perché è una tragedia. Gli ultimi morti che ci sono stati sono colpa di una politica sbagliata per anni portata avanti dalla sinistra, di buonismo, che di buono non ha nulla, perché uccidi delle persone, dai dei falsi sogni alle persone e in più fai star male il popolo italiano, perché vedi qual è la situazione, perché se una persona viene in Italia e non trova lavoro, cosa fa? Delinque. Certo. E io poi sono in una zona dove c'è il famoso Hotel House, questo famoso Hotel House da cui sono arrivate tantissime minacce verso di me. Cos'è, un centro sociale? No, l'Hotel House è praticamente... l'hotel, scusa, non avevo capito. Sì, è un tra virgolette, sì, ho capito, che Salvini vuole stabilizzare, vuole comunque cambiare, perché è pieno di spacciatori. Sono delle palazzine in cui non entra lo Stato, giusto? Una sorta di Scampia in zona Macerata. E siccome all'interno ci sono anche brave persone,
Salvini dice: ma perché dobbiamo ghettizzare tutte queste persone in un unico posto con spacciatori, delinquenti di tutti i tipi? L'ultima ieri sera un ragazzo arabo ha accoltellato un italiano, per dirvi. Questo è un dato, insomma, non è che la È un dato di nazionalità fatto. faccia l'evento, però è un dato di cronaca che certamente non sfugge. Paolo, prima di salutarci, magari un sorriso, Sì. ecco, qual è stato l'insulto, la critica più assurda a tua opinione che hai ricevuto? Un ragazzo ha scritto bene, ha scritto praticamente Paolo, questo era un ragazzo di colore naturalmente contro di me, che diceva: capisco che il detto dice tienti gli amici stretti ma i nemici ancora più stretti, ma hai un po' esagerato questa volta. Invece io credo che mi sono tenuto Salvini sulla mia bacheca e ci rimarrà, anzi spesso lo ripubblicherò, così impareranno ad abituarsi che un nero può essere tranquillamente della Lega Nord come può essere di destra, cioè non c'è nessun motivo per cui uno straniero non può schierarsi dalla parte del giusto. E queste, diciamo, sono le parole di Paolo Diop, che è stato lapidato su Facebook solo perché è nero e ha pubblicato una foto di Salvini. Quindi quando alcuni stereotipi vanno in cortocircuito non te la perdonano. Questa è una storia che raccontiamo. Assolutamente. Grazie mille Paolo, Però ci sentiamo presto. Ok, grazie mille, ciao. Grazie Buona giornata, mille. vi ringrazio. Figurati, grazie mille a te per questa storia. Io guadagno soltanto qualche secondo prima di andare alla nostra pausa pubblicitaria. Se volete segnalarci altre storie di ordinaria follia, tipo queste, che possono essere le più varie e variegate, c'è ovviamente l'SMS 346 64 277 56, oppure la mia mail personale ilmarco.pinti@gmail.com. Se volete segnalarmi qualche storia assurda, noi qui siamo sempre golosi e così avidi di nuove storie da raccontarvi, soprattutto se in qualche modo riescono a far vedere quanto è assurdo questo paese. Quindi scrivetemi senza indugio, io vi risponderò con la tempistica della prefettura di Catanzaro. ilmarco.pinti@gmail.com per le vostre storie assurde. Adesso ce ne andiamo un pochino piano piano, senza fretta, verso quelli che Maurizio Costanzo chiamava i consigli per gli acquisti, non con questa voce ovviamente, però insomma non si può avere tutto. Ma tra poco, a voi che siete degli ascoltatori fideles di Rebelot, non vi prometto niente, ma potrebbe esserci in onda con noi il vostro Presidente della Repubblica, e questa l'ha capita soltanto chi davvero è un ascoltatore aficionado. Il Presidente della Repubblica di Rebelot tra poco, forse in onda con noi. Per traslocare
Io non vi dico di più, anche perché sapete che insomma l'ospite radiofonico è un animale fuggevole, perché deve rispondere al telefonino ed essere in un luogo in cui la linea è presente. Non è come l'ospite televisivo che invece una volta che arriva nello studio di registrazione è ostaggio del conduttore, della produzione, del truccatore. Quindi io non voglio mettervi troppa acquolina in bocca, però un messaggio agli aficionados lo ribadisco: stiamo cercando di contattare il vostro Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica delle radio quirinarie di Rebelot, e chi ha capito e chi ha sentito bene gli altri si divorino di curiosità. Nel frattempo incomincio con le comunicazioni importanti della giornata. Sì, perché è di nuovo stato portato avanti il referendum per abrogare la legge Merlin. È un'iniziativa che è stata riportata dalla Lega Nord, dal comitato referendario dei referendum dello scorso anno, e che di nuovo appunto torna nei comuni, torna nei gazebo per dire: abroghiamo la legge Merlin una volta per sempre. Alcune comunicazioni davvero necessarie, perdonatemi se magari le sapete già, ma cercherò di essere davvero chiarissimo. Non è una continuazione del vecchio referendum, è un nuovo referendum, nuovo di pacca. Quindi se all'ascolto c'è qualcuno che già era andato a firmare per l'abrogazione della legge Merlin nella scorsa tornata referendaria, dovrà tornare a firmare e possibilmente tornare a farlo nei comuni. Ebbene sì, perché da oggi in tutti i comuni d'Italia è depositata questa proposta di legge. E di questo e di altro parliamo con il vostro Presidente della Repubblica, quello che avete votato dopo una lunghissima e serratissima competizione. Hanno votato il Presidente della Repubblica, quelli della Padania. L'hanno votata, sì, è proprio lei, signor Presidente. Vittorio Sgarbi in onda su Rebelot, è casa sua praticamente. Vi ringrazio. Sì, adesso, essendo io padano, posso non sentirmi eletto da quelli che hanno le stesse origini mie e che sentono la forza del popolo. Ecco, un vero discorso da Presidente della Repubblica per iniziare, davvero. E le ricordo, glielo dico anche in onda, lei ha battuto in finale Vittorio Feltri, che comunque per il pubblico, diciamo, leghista è un mostro sacro, insomma, non è una finale. Lo posso prendere come capo di gabinetto. Ah, vede, subito, non si butta via niente. Va bene. Allora, mentre lei dell'ufficio stampa, ti dica. Vede, mentre lei compone il suo Quirinale così fantasioso, volevo chiederle che cosa ne pensa di questo referendum su cui la Lega Nord, ma non solo, sta tornando alla carica, ed è il referendum per abrogare la legge Merlin e quindi regolarizzare, tassare la prostituzione e con quei proventi far cassa piuttosto che con altro. Allora, intanto vedo che lei parla in un modo così civile che non sembra quello che Cruciani irride insieme a Parenzo mandando in onda una serie di, forse un'altra fascia oraria, c'è un altro conduttore che lo prendono in giro o che ritengono non particolarmente corretto, quindi non è lei invece mi sembra corretto. Guardi, le assicuro che anche con me, se prendono e ritagliano dei pezzi, possono fare quello che vogliono. Ecco. No, per quello che riguarda la legge Merlin, intanto occorre dire che si penserebbe che una signora che ha stabilito in questo modo di salvare le donne quando fece la sua legge fosse democristiana, invece era socialista, il che fa pensare che in quell'epoca ci fosse un'idea di sfruttamento della donna che il tempo ha molto cambiato. Anche all'epoca ovviamente la prostituzione poteva essere una scelta, ma c'era da pensare che una condizione sociale di disagio dovesse portare donne sfortunate a tentare una fortuna attraverso le case chiuse, quindi chiudere le case voleva dire liberare le donne. In realtà le donne si sono liberate andando sulla strada e sempre di più non per essere sfruttate, ma per una convinzione profonda, cioè l'inclinazione puttanesca di una donna che decide di vendere il suo corpo è diventata più spesso una scelta, una decisione e un'attitudine che non una forzatura, per cui sono cambiati i tempi. Oggi le donne che decidono di prostituirsi senza che qualcuno le sfrutti hanno tutto il diritto di avere la possibilità di farlo nei modi più convenienti, più tali da garantire a loro e ai loro clienti una condizione di sanità e di tranquillità, perché se uno deve stare sulla strada a rischio di quello che può accadere, dei vari mostri di Firenze o di altro,
e a rischio anche della integrità fisica, è evidente che la donna, anche che voglia fare la prostituta, trova una condizione di disagio. Quindi, mutati i tempi, mutate le condizioni sociali, la riapertura delle case chiuse è una cosa che corrisponde più a un costume che non, mentre un tempo erano case in cui si sfruttavano delle donne in cattive difficoltà economica o in disagio sociale, oggi quelle che decidono di farlo, pensiamo alla famosa FBAL, che è quella che ha firmato con voi questo documento, sono donne che decidono di fare quel lavoro, non si vede perché devono farlo nelle mezzette della strada e non in una casa. Per cui mi sembra che non ci sia dubbio sul fatto che il referendum per abolire la legge Bendin avrebbe un trionfo che non è legato alla dimensione, diciamo, di irrisione o di moralismo cambiata rispetto ai tempi della Medellin, ma una considerazione sul fatto che sono cambiate le condizioni del costume e dei comportamenti, per cui non si vede che senso abbia una legge che all'epoca la socialista Medellin fece in favore delle donne, oggi è a danno delle donne, è a vantaggio di uno sfruttamento selvaggio di gente che butta sulla strada le donne e le sfrutta peggio di quello che toccasse loro quando erano in una casa chiusa. Ecco, quindi da ogni punto di vista è logico, il referendum non è un referendum della Lega, è un referendum di una società che vuole garantire a chi decide di fare quella scelta e non la fa per disagio sociale, ma la fa per una sua decisione, di poterlo fare in condizioni migliori e anche eventualmente con il vantaggio di un lavoro che comporta una serie di conseguenze anche sul piano fiscale, tutte cose che sono logiche, non sono prestazioni d'opera. Se io apro una casa di massaggi, la posso aprire, e nell'aprire una casa di massaggi pago le tasse sui massaggi che faccio. Se voglio massaggiare un uomo, in questo caso la donna fa il massaggio dell'uccello, non è un massaggio anche quello? Infatti, poi qui andiamo. Perché non può aprire una casa di massaggi all'uccello? È quello che già succede, è quello che già succede. Infatti, è qui il paradosso vero. Quindi, Che questo referendum vuole legalizzare una cosa che di fatto già succede. E la mia domanda però non è che noi siamo quelli intelligenti e nel palazzo ci sono gli stupidi. Secondo lei perché nel palazzo questa che è una cosa di così ovvio buonsenso non è ancora stata recepita e ci vuole un'altra ondata di firme? difende la legge Berlin perché si misura ancora con una mentalità che è quella che lo determinò. All'epoca probabilmente, anche se era un errore anche in quel caso, perché i casini avevano comunque una loro identità, una loro logica, la ragione sociale indusse a votarla. Oggi quelli che sono in Parlamento fingono che ci sia ancora, ma sanno perfettamente che non c'è. Quindi il problema è proprio la mancanza di valutazione della realtà. La nostra realtà è tale per cui se lei prende un giornale e vede una prestazioni a pagamento che sono negli annunci, che presuppongono che uno vada a trovare una donna nella sua casa. Ora, se questo già avviene ed è normato ed è addirittura sugli avvisi dei giornali, non si vede perché una legge deve impedirlo. Cioè, è una cosa quasi incomprensibile, però... E infatti così è. Ecco, l'ultima domanda invece riguardava il costume di epoche che io non ho visto quando le case chiuse erano aperte, però ci è stato tramandato generazionalmente che il passaggio nella casa chiusa era una sorta di rito di iniziazione sessuale per i giovani e che in qualche modo era formativo, era una vera e propria educazione sessuale sul campo. È stato così? Oggi il finocchio nasce in un campo libero in cui non sa bene da che parte andare, mentre una volta veniva introdotto il ragazzo in un casino e aveva subito la sua formazione. Quindi voglio dire, oggi il dilagare di una sessualità alternativa è legato al fatto che non c'è più la formazione che i casini davano ai giovani. Il mio amico Purpura, per esempio, che si è formato nei casini, allora chi si formava nei casini era formato una volta per sempre. Oggi questa cosa non c'è più, quindi bisogna anche, ma comunque questi sono fatti marginali. È evidente che il costume cambia in tutti i sensi, quindi anche rispetto alle alternative sessuali. Insomma, non vedo nulla che non sia logico e giusto nella riapertura delle case chiuse, che sono state chiuse ma erano già chiuse quando erano aperte. Quando erano aperte erano chiuse, adesso che sono chiuse sono aperte. Quindi è un paradosso. Grazie mille, Presidente. Andrà a firmare? Andrò a firmare, ma insomma... cercherò anche di parlare con le persone, di parlare con Renzi dicendo riapri i casini, cominciando da Firenze, no? Apri il primo casino a Firenze, casini liberi, Renzi per tutti. Ecco, più Renzi per tutti. Grazie mille, Vittorio Sgarbi. Va bene. Grazie mille al nostro Presidente della Repubblica rebelottiana e che va bene, poi la scelta musicale che sto facendo
è banale, non la devo neanche commentare, però se non la mando oggi non la mando più, questa canzone che, ripeto, non ho mai mandato in un anno e mezzo di Rebelot, fatemela mandare oggi, cioè. Bocca di Rosa, Fabrizio De André, questa è nella versione live del Teatro Brancaccio in Roma, e queste sono solo così delle disannunciazioni di questa canzone che ci lascia però sul tema di oggi, che ripeto è il tema del referendum
per abrogare la legge Merlin. Abbiamo appena sentito il nostro Presidente della Repubblica, della radiocrazia di Rebelotta, Vittorio Sgarbi, che ha fatto un messaggio alla nazione tutta, riunita intorno al focolare radiofonico, sia esso all'interno dell'autoveicolo, sia esso nelle vostre dimore. Adesso mi piacerebbe proprio sentire la vostra voce, vostra del pueblo sovrano, su questa questione del referendum per abrogare la legge Merlin, e anche insomma per rispondere a quella domanda a cui anche il nostro Presidente non ha saputo del tutto rispondere, ossia perché c'è bisogno di un'altra vagonata di firme e perché il Palazzo non arriva a normare una cosa che è già realtà, perché non stiamo parlando di, che ne so, il referendum, quello sulla Fornero, andava a modificare una legge per modificare la realtà. Il referendum sulla legge Mancino, lo stesso. Questo di tutti i referendum, e forse proprio per questo il comitato referendario ha pensato di portarlo avanti, è quello per una emersione di quello che già è sotto gli occhi di tutti, e faceva bene Sgarbi a ricordarlo sulle pagine dei quotidiani locali, Massaggiatrice, Bella Presenza, eccetera, eccetera, eccetera. Sentiamo le vostre opinioni. Pronto? Ciao, sono Antonio Cirisello. Ciao Antonio. Ascolta, a me la legge non è che me ne frega tanto, cioè se serve soltanto per fare soldi va bene, ma poi con quelle donne lì non ci vado, non ci sono mai andato. Vabbè, non c'è andare. Volevo dire un'altra cosa, ascolta, se posso parlare. Vai, Antonio. Tu sei così bravo a commentare, a fare cioè sei bravo veramente, hai una dialettica che è fenomenale, come poi tutti voi. Perché non ci commenti le varie trasmissioni che fanno la sera? Perché tanti le perdono, no? E magari tu se sottolinei, sai, quando parlano male di noi o quando c'è Salvini. Guarda, cerco di farlo ogni tanto, Antonio, grazie. Una cosa simile. Guarda, mi è piaciuta tantissimo quella trasmissione. Potreste avere una piccola rubrica e parlare, ecco cosa dicono le televisioni, ecco, tu potresti fare qualcosa così anche. Grazie mille, ciao. Antonio. Grazie mille, Antonio. Qui a Rebelot il titolo la dice lunga, cerchiamo di fare un po' tutto. E la settimana che riesce bene è quella settimana in cui facciamo 6 puntate diverse, e già questo uso del facciamo vi fa capire come devo anch'io sdoppiare le mie sottopersonalità per riuscire a fare questa cosa. Ogni tanto vi parliamo anche di televisione, però ci sembra un po' ineducato che la radio parli male di un altro elettrodomestico. Preferisco parlarvi bene del frigorifero, del tostapane, ma della televisione no. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, come ti chiami? Sì, ciao. Ascolta, come ti chiami? Sono assolutamente favorevole alla... Come ti chiami? Emanuele. Ciao Emanuele. Ciao. Sono assolutamente favorevole alla legalizzazione della prostituzione, come sarei assolutamente favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere. Sì. Allora, io però devo disapprovare assolutamente quello che ha detto Sgarbi prima, in relazione al fatto che se ci fossero più persone portate a prostitute in età giovanile ci sarebbero meno devianza sessuale, o comunque meno omosessuali. È un'affermazione del tutto obbrobriosa, anche perché non corrisponde assolutamente alla verità. Io penso che una persona sia omosessuale o non sia omosessuale, e io non lo sono, ma non perché sono andato o non sono andato a prostitute in età giovanile. Quindi per chiarire un altro concetto. E un altro concetto che vorrei fosse messo in risalto è che la liberalizzazione della prostituzione è fatta non in funzione di raccogliere più denaro, ma in funzione della dignità della donna, dare più dignità alle donne che si prostituiscono, e dare la possibilità di non farlo in strada e di non farlo vedere alle persone che non lo vogliono vedere. Secondo me è quello che un paese civile va a cercare nella legalizzazione della prostituzione, e non più soldi o più lucro. Grazie mille. Detto questo, sono assolutamente d'accordo, perché è osceno che in Svizzera sia legale la prostituzione e tutti quelli che vanno a prostitute vadano in Svizzera piuttosto che andare in Italia. È veramente una cosa oscena. Grazie mille per avermi fatto parlare. Figurati, ciao. Emanuele, grazie mille a te per le tue opinioni, che insomma hanno ripercorso buona parte anche dell'intervista con Sgarbi. Lasciatemi dire che, da conduttore, che sono sempre un po' diciamo così tremolante che gli ospiti, quando sono del calibro di Sgarbi o di Feltri, vadano un po' fuori le righe. Ci è andata bene con Sgarbi, ci è andata benissimo, ci è andata da Dio. Quella è stata l'unica cosa un po'
po' così, un po' strana. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Luca, vi chiamo da Parabiago. Ciao Luca. La canzone di prima di De André Sì. è molto bella, perché De André molte volte parlava della vita reale, delle prostitute, ha parlato in più canzoni di questo mondo. De André lo stimo come cantautore perché è un grandissimo poeta. L'unica domanda che mi verrebbe da fare è perché è stata fatta la legge Merlin, per quale assurdo motivo è stata fatta una roba del genere, perché come diceva l'ascoltatore precedente, ci sono persone che preferiscono andare in Svizzera, ma perché queste persone preferiscono spendere più soldi e andare in un paese all'estero? Perché molto probabilmente c'è quello scatto che noi intendiamo da parecchio tempo che riguarda, guarda caso, non solo la comodità ma anche il discorso della salute. Sì, perché, certo. ripeto, fare le cose nell'ambito della legalità è sempre consigliabile, anche perché è più comodo. Io non sono un utilizzatore finale, perché non sono talmente ipocrita da dire una bugia. Io non sono mai andata prostituta in vita mia, ma penso che delle persone che hanno il diritto di sfogare le loro pulsioni sessuali debbano anche avere questa opportunità, perché è sbagliato andare in giro e fare come fanno determinate persone, accanirsi su delle donne così, per sport, perché li si vede al giorno d'oggi, sono persone di colore ma anche italiani che si accaniscono con questa foga perché sono dei repressi. Quindi sarebbe meglio anche legalizzarle determinate cose. Non sono uno psicologo, però penso che sia veramente il caso di farsi un esame di coscienza, guardarsi dentro e togliere sta legge Merlin, che io non so chi è che l'ha fatta, però secondo me era un momento storico sbagliato per fare una cosa sbagliata. Buona Padania a tutti. Grazie mille Luca, ovviamente c'era quella morale puritana e c'era anche una idea da un certo punto di vista così forse proprio distorsiva di cercare di educare il popolo. È un qualcosa che recentemente è tornato alla ribalta in senso opposto, tornando così soltanto a lambire l'argomento delle teorie del genere e quant'altro di cui abbiamo trattato e che a volte vanno a toccare punte di aberrazione, a volte, come sempre accade con tutti i fondamentalisti. Prendiamo le ultime due telefonate. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Giorgio, ascolta, sono d'accordo su tutto. Vi dico anche un'altra cosa, la legge Merlin. In Italia ipocrita poteva soltanto venire questa legge qua che ha messo nella illegalità un sacco di donne e logicamente tutte le organizzazioni criminali che l'hanno sfruttate finora. Quindi liberalizzazione della prostituzione, ok? Ma non sono d'accordo su quello che ha detto quel ragazzo prima, che vorrebbe anche la liberalizzazione di quelle robe lì leggere. No. Vabbè, quello è un altro tema, Giorgio. Comunque sì, grazie. Il tema in questo momento, quello che trovate nei comuni, è per la abrogazione della legge Merlin. Poi Emanuele ha messo tanti temi, anche le droghe leggere, anche un ragionamento su quello che aveva detto Sgarbi, ma il tema, quello che trovate in tutti i comuni, e io vi raccomando di andare nei comuni perché da una parte date un messaggio che va anche oltre, diciamo così, le barriere politiche, l'ha detto anche Sgarbi, non è un referendum della Lega, è un referendum di buonsenso, e quindi nei comuni andare a firmare. E poi, e non è una cosa da poco, vi assicuro, date una mano ai volontari del comitato referendario che se prendono le firme dai comuni hanno molto molto meno lavoro burocratico da fare. Sì, perché dopo ricorderemo anche come si raccolgono le firme in questo strano paese, ma ne parleremo dopo la pubblicità e soprattutto dopo questa telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì. Buongiorno. Senta, io sono d'accordo che venga abolita, soprattutto perché ci sono tante minorenni che fanno queste cose sulle strade, almeno non ci sarebbero più minorenni e poi saranno anche controllate come salute, spero. E questo, la ringrazio. Grazie mille, grazie mille. Altri SMS che leggo così a caso: Mario del Monza Brianza, Ale, e un ringraziamento anche a un altro amico che ci segnala delle notizie, e poi abbiamo Max che mi dice mettere Cowboy di Davide Van der Spross, e invece no, io ti stupisco, caro Max, non immagineresti mai Coso Pronto nella playlist per andare verso la pubblicità, è questa qua. E non cambiare radio, Max, perché non sono mica il tuo jukebox. Max, non sono il tuo jukebox. Adesso parte, che poi le canzoni ci mettono sempre un attimo a partire. Vediamo se la riconosci, Max. La riconosci? Dai, Max, non fare il sostenuto, non fare l'ortodosso.